Un saluto a tutti che lo sono abbaidendo ultimamente e ascoltando. Siamo da sua Ghimba appuntamento culturale che abbiamo chiamato Ossi Sei da Mia, un appuntamento che deve valorizzare tutte le arti e cultura che abbiamo in questa isla. Abbiamo fatto una rionata con parecchi personaggi di Ossi e ora siamo in nove. Con un giovane sceso che si chiama William Simula faremo che si presenti dice che cominciamo presenta di William. Ma sono William Simula, ho già un po' 46 anni, 9 da capitanni. Auguri. Però ne già un po' pure 30 in canto 30 anni fa, precisamente in Attunzu, in Coccadiese, mi sono avvicinato a sa poesia. Ma mento è un po' particolare, che in questo tempo fia la sende scuola, può andare a lavorare con babbo, e ha poi lasciato un'iscola fatta dai professori che non valevano a nulla, professori che furono capaci solo di tindegare esazza, di tagliarti l'entusiasmo. Narugucco che ha lasciato scuola con il suo disizio umano di non perdere la cultura, di non perdere quel valore. Però sicuramente sul travaglio del babbo fu un travaglio pesante, muratore, maniale muratore, manovale. Mi dava quel travaglio nobile, poco tempo su servo il codiare. Da che a suo tempo fatica, insomma, a mi concentrare. Però sicuramente sul disizio, sazza, la tenacia, insomma, un mela potente, sono resessido con sacrificio umano, cada voi con questo tuo soldo mi comporrei a so pantalone, se si cappa, se necessario, e sono libero massimamente. E tanto ho incominciato in un momento meda difficile a livello umano, che purtroppo devo papito sa di grazia proprio di incontrare professori incapaci. Infatti da voi, ma poi conosciuto il professor Nicola Tanna, mi ha dato, è vero, alla Saraione, quella di imbattersi in professori intelligenti è un'autentica fortuna. Però, come tenara da un filosofo Friedrich Nietzsche, ciò che non ci ammazza ci rafforza. Ossia, Dio mi podia veramente abbandonare tutto, la vita, ma tessi, che fia pizzino, adolescenza, è un'età meda delicata per ogni uomo, ma sono resessido a pago, insomma, mi fa avere una cultura, da voi, sicuramente sul tripaglio del babbo fu di un tripaglio nomade, ossia tripaglia ivisi una dia in domo del Tizio, un mese in domo del Caio, e a pappi di una seconda fortuna che da chi sono capitato in su 91 vicino a Sud Duomo, in cui vivuti un pezzo di Vindiolo, in cui guarda caso si incontrano so poeti improvvisatori, so poeti di bottichino, a consente quel bottichino un usero e che entrato un uomo anziano, non meda ma già entrato in età,
Conosco Carlino Mureddu, che è poi frate del suo famato Celestino, e che è entrato poi caro babbo che devia fare un travaglio in domo sua ed è beccato amichevolmente un colpo di fulmine da chi sono mandato dove è tuo babbo, che devo parlare per questioni di lavoro, devo l'apponato è lì vicino che sta completando un lavoro. Da voi babbo ha più già delicatezza di mi presentare col comine mi ha imbarazzato, mi ha nato, e tanto si fa in due conto, tu e Sese, su nepote di Francisco Valdeo, amico caro, insomma, amico umano, insomma. E da poi mi ha fatto due pregunte, mi ha nato, Valdeo che narra poesia sacra, che narra passione, di letteratura, di arte, e tu come ti sei poco, ed io l'ho ponato Mario, sinceramente, l'ho ponato, vai dai, proprio, mi sono avvicinando proprio in chi a sa poesia, però so ancora come un anzone, no, che non riesce ancora a camminare. Come l'ho ponato che da due per aula, io sono mannato, tu da domani, quando lasci il cantiere, vieni a trovarmi a casa mia. Devo abito in via Carlo Alberto a 100 metri da Semicicco Garibaldi. E siccome dico chi due la sa corriera, potete passare, insomma, è facile questa cosa. Alla visitare. Insomma, col comine, alcuni pezzi di padrino, di mentore, di mastro, mi ha incoraggiato meta, devo solo 6 anni, andai in museo verso cultura. E questa è la prima esperienza poetica, no? Oh. Ma ti devo tornare a cucco, che da che via minoreddo, da che io a 6-7 anni, insomma, di più. Babbo, da che requia da Trivaglio, verso cultura, verso 6-0, 6 e mezza, fa la imisi a Rio Vizzino, può abbare sa pianta. E mi naraia, come adesso andiamo a prendere il nonno Francesco e poi che ci darà una mano per il lavoro di campagna. E poi ci dirigiamo in campagna. E tanto ti capita che mentre io travagliavo in campagna in questa mezz'oretta, io mi ponia a giocare come te fanno sul pisello, insomma. Però giocai e ascoltavo. Sì, che vai da iena de questa cosa dessa vita, dessa gara, che ne so, de zizi e de masala, inteso l'asa, nazi, a razze moda, che ha cantato Masaletto. Appassionato dai minore, dai. Dai minore... Si può tenere filo d'arte, dai. Naramo che mi colpiano dai minoreddo, sapperaulas. Io ti può tornare, Mario, se mi crede, che mi ammento sa prima volta che ha pinteso sa per aula disizio, sa per aula recreo, insomma, se per aula sa. Come sa per aula disizio, te l'ha pintesa sa prima volta di cercato nell'81-82 dal nonno. Mi ha colpito a una bella parola. Disizio, no, mi la ponia in bocca, disizio, come te granare che dai dando hai una zecca sensibilità verso la paraula, che si viene appunto può fare verso, se poesia. Per lo rappare, dai. Sì, esatto. E Gai, insomma, è una chiesa passione. E vedere che William, a parte essere un poeta che ha partecipato con noi, con Sole Sardo, da Iazzara, sono 2009, a Saramonte, Almeno, Florina, insomma ha partecipato da volte perché ha vinto pure in Azzara, fino a Faddo, in Chiaramonti, e ha sempre pure qualche cosa su un corso di quello che organizza il suo comune di Cucca. Sono contento male, vero? Sono una menzione. Sì. In sono 97, grazie a un altro amico caro. Purtroppo gli amici veri sono tutti morti. Bade narra una cosa, che si pensa a Carlino Mureddu.
qualcuno si è permesso una ramugoide lo sostituire, ma ha fatto una miserabile figura, perché sostituire un uomo così... Ma che maniera da concorso di poesia, No, Culcomine purtroppo è un poeta dimenticato. Babbo, sicuro lo conosciate, sicuro. Sì, infatti da poi parliamo di Babbudò, da poi poi conosciuto Babbudò tramite Carlino Mureddu. Sì, però fiavo ventomare Giacomo Reso. Sono 47 tiu Giacomo tramite Carlino, non siamo conosciuti, mi ha mandato dalla senti di partecipare a un concorso di poesia a Ossi. E hai un cusonettello dedicato a Nonna Rasso, sono tuo schizoscanos. E mi ha invitato ripetutamente tiu Giacomo che partecipa, se pizzino, ha 21 anni, che può fare sonore Saida, so pizzino, so oramai pensa un'altra cosa. E devo nare che pure tiu Giacomo mi ha dato so buono così. Insomma. E questo è su William, poeta, però questa cosa che ha da me da valore, secondo me, di William, che è stata una bella sorpresa in questo tempo, è che si è improvvisato ho letto in questo tempo buono di memoria e di cultura in questo paese di Ossi, e non solo. William si è inventato da poco da pizzo tutto il cultore di Ossi, dimenticato dagli anni, ha cominciato dai Carina Bosco, una grande poetessa di Ossi, dimenticata, e non si comprende per quale motivo l'abbiamo dimenticata. Proprio a caso. E da qui siamo bene a scoprire che atteso dai Ossi, dai 100 anni in poi, fu una diva, fu chiamata, acclamata e chiccata, quindi metafamata come persona. E a Carina Bosco, William adesso pure gli fa dedicare una carrella, no? Una via letteraria, e da qui in poi accanto all'altro personaggio ha dato vita, ha dato memoria. Tanto, De Ossi non solo, De Ossi. Tanto, badenare è una cosa a me da personale, no? Io non mi piace nulla di quel tempo, cioè non c'è nulla che io condivido di questo tempo. Tanto è solo una maniera come salvare la vita, non so buffonende. Io devo fare una ricerca, un po' questa ricerca filmica che fa via da Bergman, no? Di quel posto delle fragole, eccetera. Poi mi assentare psicologicamente, mentalmente. Mi sono abbizzato che se io mi interesso con 1 mese, 2 mesi di Carina Bocco, di Romeo Caso, ma pure di Leopardi o Pascoli, mi sento che una pezzi di cose aumenta la memoria è questa gente, no? Sì, perché si vuoi un ricco di questa adappido una che te a Sabini scopri che fu il ricco di cultura, rapido personaggio, cada personaggio meda interessante, come si corre di Romeo di Vianende. E cafuni umile magari sono stato non l'ho dimenticato. Ma purtroppo una raia da Emilio Lusso in Sardegna ne uccide più l'invidia che la malaria. E te succede che purtroppo non sicuro per quel difetto che se uno è andato adenanti ne era male, innanzitutto sono familiare, perché il nemico ce l'abbiamo sempre in casa, quasi sempre. Fortunato Pietro Muresio da questo punto di vista, che invece è sempre stato sostenuto dalla famiglia. E invece William credo che la cultura da salvare sul mondo da questa situazione in cui siamo staccati, e sul derivato che si è fatto le due è talmente importante che magari sul frutto non hanno bene come, ma hanno bene più. Dobbiamo secondo me dobbare sempre sulla questa cultura è una cosa, è l'identità nostra, questa cultura nostra. Questa lingua nostra. E se noi abbandoniamo su antico, su passato, è come da rinnegare su mano nostra. È vero. Quindi noi più lo definiamo poi il derivato che fate le due è impagabile, veramente manno. Ma da poi badenare è un'altra cosa. E ringraziamo Antonello Corredo che ha tutta canta, e difatti, secondo tutto questo documento, uno grassa, non un valore.
Sì, dei sì. primi Antonello, Anzi, è come, che lo pone fatto a ogni luogo. anzi, due Lo ringraziamo. ha nato una cosa interessante, anzi approfitto di nare una cosa. Chi si une in classe, su sottoscritto, o Mariello De Montis, o Atteros, chi vagano e cucco tribaglioso, e ni lamentatoso, in su mattessi tempus, Silcoria deve lamentare Antonello Corredo. Caso che ha fatto Antonello Corredo buon mie, in cui ho 3 anni, con umiltà, non l'hanno fatto gusto so che narrano che mi sono amico. Poi il cara fa a me, Dio mi ha visto una cosa perché passessa, che io sono meno esigente, e devo narrare che Antonello è un vero amico e deve essere ricordato proprio perché, in quanto complice di questa cosa nobile. Fa che non ripaglio magari il Remunito, che lo bene manco riconosce, però è determinante, può lasciare una traccia poi. Infatti andavo su YouTube e tutto il tripaglio che abbiamo fatto in quell'anno anno mi sono dotto grazie a Sì, è una cosa che recca. No? E quindi accanto al personaggio si è arrivato qua, William. Accanto al personaggio ma Naramu Goi l'ha dato vita, Naramu, da biografia, materiale. Sì. Ecco che può fare questa cosa perché non sa che tempo, ricerca, testimonianza per i Saddomo, cioè è un amore, un amore umano può fare questa cosa. E quindi che bisogna dare atto e merito. So personaggio sinceramente non lo sapevo contare, però mano Naramugoi sono sì, però è stato due o tre a dominio umorese, poi a Gianmaria due se vende dei suoi video io pensai a Romea Gaso, Carina Bocco in tutto in tutto è incalcolabile. Sì, capite William si interessa da traghetto dedotto dal personaggio, so bio, Naramu, so presente pure. E so chi magari hanno troppo impressi dimenticato, tipo Romea Gaso, Carina Bocco, Tapona di Sala, eppure altro non so caso. Ma sì che Redinaro commenta un po' come il Romea Gaso. Di comprendere se commenta in qualche cosa da ponare che me l'ha fortunato che come vogliamo Romea Gaso, no? Tinaro l'ha ponato già in un altro video appunto dedicato a Romea. Hai a 20 anni, hai già conosciuto Carlino Muredo, che purtroppo è campato vago, non ha ponato che è molto da voi 2 o 3 anni che l'ha frequentato, e dopo perché è un babbo, fu di un uomo veramente insostituibile. In su 96 mi hanno invitato a una innenna, mi capita io in questo tempo, in Badde, e vai a gente di cultura in qualche greffa nella musinosi. E non siamo poco in sa banca per mandare verso sa due e mezza, a un certo punto intendo che due femmina che in banta 60 anni, che voleva il denne del libero, dell'articolo, no, io mi ammento a un certo punto un annato a Samiga, ma quanto gli piaceva, quanto gli piaceva l'arancetto, il giardino, nacchi, tanto di là la Fentomada Salvatore Ruiu, poeta a mano del Tata. Abbiamo commentato a Pinteso Salvatore Ruiu, Romea Gaso, l'arancetto di Ossi, ha ponato, ma te si zindende, nacchi. E te qualche cosa. Subito si può indagare. Sì, è come te si al cane di tartufo. Poi tipo materiale. No, ma io ho vinto. Poghiamo questa cultura in questo. E chi t'ha fatto? Sono andato in dove non arasso, sa di poi, e l'ha ponato ancora non a Sagattaia. Hai 90 anni, ha conosciuto questo tempo, primi 900, 20 anni. L'ha ponato no, ma è bella con il coria, una zecca Romea, e si è ammanato. E per una che io la pongo da via Minorella, io a 2-3 anni, andai in su a casa mamma Gilda, ha avuto una macra di cola, canta a bocca, che sono entrato in questa domo, e io vidi a Romea, bella, però pariato un'ombra dolente che avevo già malaita.
E tanto, ma poco sapore che in sorrisa non avevo. Una razza. A me tu capirava, da io ho fatto questa ricerca, da che la fu finita. La ponata, sapete, non era chi resesso, a cattare questa fotografia di Romeo. Ma vai, sono passato 20 anni, non lo sai. Una sagattata. L'ha pagata, ora ci vorrebbe tempo per raccontare tutto. E comunque Mario, gli va tu questa fotografia a nonna. L'ha ponato, no, conoscendo la Senzicucca. Disse, ma Cucca Romeo a casa. E dopo mi ha detto, tu e i canacchi, non di che sono morto dai tutta terra. Quando uno si interessava. Sa passione, io, sapore. No, che come commenta si è fatto, insomma, proprio sa passione. Che poesia che si legge? Te lo metto? Sì, tanto dopo, Deo, tu non hai ammentato una cosa, che hai fatto pure... Quanto poeta si come che non si, William? I nostri... Babu, Maria, tanto che fu magari non fu i poeti come te potevano essere Raimundo Pira o Soggio e altro, però comunque che da Babbo ad esempio ha fatto una meta gara, sa. Ecco, te Babbo bravo. Babbo è lavoro in Olanda, sono immigrato, che hanno chiamato immigrato sardo in Olanda, ma da lui ha fatto un sacco di trasmissioni in radio. De Babbo in musica ha cantato tre volte. Sì, de Babbo quindi che questa cultura della poesia sì. No, ma innanzi... Poi con Gian Maria Pese, Domenico Reso, Peppino de Maera, Camos. Domenico. E Domenico. A parte altro, vabbè, non ma diverso, infatti ad Antonello in Sarighera ha dato un articolo che vicino sono a Sardegna, in su quale si fa di una mia piccola antologia, però non bisogna tutto so poeta che andà in Beosese, so più Ventomato, dai Lucca, Muresio, eccetera. Tutto lo che sono sai coprire, però un'incrasa che lo penso tutto in un libro come ti si vabbè, pure De Marti, Salvatore De Marti. Salvatore De Marti che ha vinto Poligido, che ha vinto il primo concorso poesia in Azieri addirittura. Però vinto o Dezzo. No, adesso. Salvatore De Marti se l'ha conosciuto tramite Pedro Muresio. Ah, la conosco? No, non personalmente. No, personalmente non è possibile. Io sono un acchito di conosco di memoria, no? Devo andare a me da cattare a Pedro Muresio in domo sua, verso Bucora, no? Ogni dia. Sorriente che ogni volta va a Samuzere, o sa gonnata, a Beria 6 anni, e gli andai a suo marito, a suo connato. Miki Beck, non riusciva a dire il mio nome inglese. Tanto non la dia mandato. 6 anni, hai cucca, facciamo una cosa. Diciamo simuletto. Diciamo simuletto. Tanto ti vedo da che intendia simuletto, io fa la io sono attesimo, mi va chiaro entrando sua, toglieva la bere, parlavamo di poesia, e mi parlò anche di De Martisi. È mannato, poeta talentuoso, ma un carattere vero, un carattere troppo mentosico, non fa via da... peccato, però... Tu sai per la volta non lo conosco, era Tio Pedro, mi fai dare... Tio Pedro, sì. Garamella l'hai fatto questo cantare di palco praticamente. Tanto Tio Pedro Muresio ha cantato 20 anni, però purtroppo dopo tornare a Sara, va gente che purtroppo resessi a tindesegare Sazza. E ma non bisogna sapere mai. Però morale della favola. Dopo si capava pure bene. Però a Tio Pedro l'hanno fatto pinza un attentato in campagna sua, sì. L'hanno fatto cosa. Però morale della favola, cuca nullità come ti è successo finiscono nel dimenticatoio. Poi su poeta si è buono, gli dedicano addirittura una carrella, come è successo a Tio Pedro. Un'incrasa poteva capitare a Romeo Agasio, come è capitato a Carina Poco e Gai e Goi. Tio Pedro fu a me anzi una volta mi ha brigato, ti narro una cosa. Aveva ragione, come che a 46 anni non ero chi aveva ragione. Quando io a segui dei 7 anni, purtroppo ha fatto un imbaglio, non è che un imbaglio
grave, insomma, che è un'ingenuità, può capitare a Parizos. Ha poi subito pubblicato qualche due versi ingenuo, non è questa cultura che ha poi. Sotto. Il suo primo verso, lo sa ancora con suo due liberello, però come sottica di Ovenaro aveva ragione zio Pietro, in quale senso? Da che Dio l'ha poi regalato su liberello ti vedo mannato a Baida, su talento bel che però deve ancora travagliare, asa 6 anni, che 7 anni, non può subito dare alle stampe, ma da un pago Fatto riflettere. no, intanto mi sono pago offeso. Capivo questa posizione, no? Questa gioventù, questa vanità. E non mi sono fatto vedere per 2 mesi. Però badenarre che annuzzata. Tanto familiare, palmavoso al massimo. Sì. Poi sono tanti. Dopo 2 mesi ci vediamo lì a Santa Croce, mannato, proprio con grande sincerità. Io commetto che ti sono offeso un attimo con 2 liberello. È vero, ora piccano sugli specchi. Anche no. Non l'ha ponato, no, ti vedi, sono travagliando sulla teduca con babbo che lontano, insomma, sono viaggiando in pullman, la porta del manofalo era molto duro, devo dire che l'ha azzeccato. E da voi vi siete tornato, Sì, mi sono tornato, l'ho poi frequentato sino alla fine, io poi ti vedo, forse un mese prima del crollo finale, anzi Badenarre è una cosa me la toccante. Prima che finissi all'ettato, sarà 2 o 3 mesi prima, mi è capitato un manzano, che intraia mica un po' di, insomma, e poi tutti a carina, in carriera l'ha ponato, si poteva entrare a salutare ti vedo, e io fu solo riflessivo, malinconico, mancavano pochi mesi alla morte, forse lui già sentiva e fu già mesudì, sa una manco un guarco, fu taglio, infatti ha ponato una visita opportuna fino a un certo punto perché devo rientrare. E vi l'ha ponata, ti vedo, scusate, sì, bilco solo 2 minuti, di solito su zero, bilcaia vinza 2 ore. e che la sai dove vanno a terra, dai. Io sono lì che ti ha fatto, a un certo punto mi ha levato un braccio, mi ha mandato con 2 lacrime, falendo, mi ha mandato sezzi di che mi fai compagnia, che mi sento solo, un pezzo di malessere, insomma, indescrivibile. Tanto mi sono sentito tra qualche minuto, qual è stata l'ultima volta che ci siamo parlati, anzi, a un certo punto ha poi sul libro di Giacomo Leopardi, no? Su Casabanca, e l'ha ponato, io vedi, fa che piacere vorrei citare una poesia di Leopardi. Nieto. Sì, l'ha leggito a Silvia, mi pare, o l'infinito. Solo che purtroppo ho ottenuto un risultato opposto, che lui si è commosso ulteriormente, infatti ha ponato e ti vedo. Ancora più malinconia? No, sicuro, proprio, ma non con la malinconia poetica, con la malinconia... Che animo sensibile... sì, che ha proprio... Buona di più. Se anima sensibile... Ultimamente, da voi... Bene, come non te puoi non leggere, seguito, Tanto... noi abbiamo ammentato una cosa che fatto pure qualche volta che vuoi imparare qualche cosa so fatte traduzione qualche volta no? Fatte le traduzioni? Sì, traduzione dai italiano su Assange, tanto de poete famato, Pasolini qualche cosa sì, lei già qualche concorso che abbiamo fatto lei già chiamata sì, poeti giapponesi però comunque è che sono 2 cosichelle infatti viene deciso ma sicuramente sono 2 cose buzza giapponato le hanno proprio tempo e che un piccolo omaggio a Antonio Machado, poeta spagnolo del secolo scorso e mi sono abbizzato io come Ungaretti, no? Componia un pago verso, ponare cosa mannas. Questo sono sappioso. Tanto ha fatto, sicuramente conosco un vago spagnolo che ha bisulcato diversi mesi vicino a Madrid, ha fatto
traduzione dall'italiano, spagnolo, italiano e sardo. Sarda. Ecco. Ed è besita così che è tanto per rompere la monotonia. Non le cosate, no? Ci vuole un minuto. Attenzione, un cuore solitario non è un cuore. Come ensayo, miramento, un ugoro solitario non è un ugoro. Per dare lavoro al vento, cuciva a filo doppio le foglie secche dell'albero. Prodare travaglio suento così da filo doppio già sfozza, sicca le salvore. E serramo con cadua per aulas. È una mattinata colorata come una mela. Est una manzanada colorita come una mela. Sono curda così che dà buon umore, insomma. Qui sono muzza, però sì, di sì, buon umore. Tanto buono. L'ultima domanda, l'ultima pregunta che devo fare, posso benidore te bali, te altro che riservare inoltre, che approfondire questa chicca di questo personaggio, poeta, artista, io sicuro che sarà altro progetto. Ma come vediamo, Dinaro sinceramente, che come sono già 3 anni quasi che sono fatto un video. 3 anni? Sì. Sono contento, però ho pure un vai cracco, che adesso mi chiedo sempre a rinnovare, non posso fare. Come si è fatto questa pregunta? Magari dopo della riprende, magari come si è accaccato un'idea, un altro progetto, sempre in ambito culturale, naturalmente. Come fossi fatto un altro video che ha promesso a un uomo anziano, un uomo intelligente, però da voi in qualche senso una ramugai mi chiedo passare o pensare a cosa nuova, a cosa già. Poi uno grado puoi pensare, tutto il materiale si può mangiare una serata te la fa vedere con noi tutta questa conoscenza che è giocato. Per non essere come magari si è frammentato, no? Deve fare un convegno gruppi, una serata. Ma si può magari con un intermedio pure da canto, una serata, se ne può fare proprio una serata secondo me, fai dare di questo personaggio, si combina un parente. Io sono disponibile, sono contento. Sì, solo che si può caso non dà una pago tempo su qualcosa cosiddetti amministratori. Si sono col crinto a separare 2 o 3 video battero. Posso cosizzare sul documentario che ha dedicato Antonio Andrea Cucca, posso cosizzare magari Cucca Sagheggia sull'ultimo che ha dedicato a Don Usai. Questo è bello. E da voi perché vindato uno più muzzo dedicato a Santino Magis e Romea Gaso. Come badanare una cosa a proposito di Romea, di Antonio Andrea. Purtroppo su che mi date in pizzo Mario è che il nostro entusiasmo cozza con la pigrizia, insomma, la mandronia mentale di questa gente, come non siamo tutto che pare, non sono niente che non tutto che pare, però Dio mi abbizzo va bene con qualcosa che mi signi, binda mera che ti signi Mario, fino a un certo punto, in suo senso che come sul documentario devo pensare della Ponato, siamo vivendo in un buio culturale. Ma buio, ma non ero buio. Siamo passati dai giochi da Ponavissara che io si fu ricco di cultura e di gente che ha lasciato, letteratura pura ha lasciato, no? A un buio letterario e culturale che siamo per vedere come. Te la bisa che non va più nulla. Sì, ma non vada proprio, non va a scescia, non vada come. Telefonare però che su comune hanno ha giocato a fare 3 manifestazioni culturali di poesia. Una Sanoltra, sì, che da cui come sa che deve fare a ottobre a Santa Ine, che c'è la premiazione, dedicata a Cucca. E sa che sono poeti improvvisatori che vivono su Vitichimbe di Aulcio, Celestino con Nicola Farina. Quindi che su comune pure besse, hanno preso
le allevato. No, ma che riannarre... So che non besse però sa sente, sa mentalità, Sì, però noi poco bisogna, come tu lei il Corriere di Romea a casa, no? E con il Corriere è bellissima, ma se tu la sighi si va 8-9 minuti, ti vedi su mezzo, se tu la sighi tutta invece, forse ti regala un'emozione. Appunto, mi sarebbe apponato di organizzare una serata, chi fa sa di questo personaggio, deve fare proprio una serata. Io sono libero. In modo che tu ma che si narrata sul racconto di una persona, che è meraviglioso. È una bella se poi se tu la punti, teatro, guarda, all'inizio di una serata, e di quella maniera devi invogliare tutto il gente a venire a s'accoziare a questa cultura. Come in questo progetto dei suoi video, intanto approfitto per ringraziare il Pago Pizzino che hanno partecipato, da Nadia, da Alessandra, Sulchimo e Cristian Conti, da voi Danilo su nipote di Anton Andria, qualcuno mi pare che Fabrizio Cocco hanno fiducia, sa volontà di partecipare, però so altri sono leato purtroppo da altra cosa, è un peccato che già ti comprendo, più da me non ti comprende nessuno. Siamo battagliere tutto per la stessa cosa. E bigare pascesce ed è da bane che sono sul verro a forza da bane in qualche modo, qualche non chiesce. Noi comunque abbiamo amore, abbiamo questa passione e andiamo avanti. So che se fate le due con Antonello è una bella cosa, avete valorizza Saida prima di tutto del personaggio, che avete aussi appunto essere voi tu, da personaggio. E più cucca, e più di Carina Bocco, e più tutto ciò che è più Romea. Sa mamma di Romea pure ha avuto una femmina interessante. La mamma pure? Sì, sa mamma ha avuto una maestra di scuola. E poi c'è la storia di questa persona che hanno lasciato comunque una traccia, una storia tipo Don Saro, Don Sai, hanno lasciato una traccia ai nostri una persona e caiate, cioè sono delle cose che bello che sono fatte. Sì, sono viaggi nel tempo. Sono viaggi nel tempo, in UE o magari è gai, però uno grazie qualche giorno si chiede documentare i te caia. Su chi mi preoccupa è che sa eredità del pizzino, da che noi come pizzino, a seguito che 70 ma non è che sono, William, purtroppo sono vivendo in un mondo fantastico, dei telefonini, delle televisioni, un mondo virtuale, sono vivendo in un mondo non reale, in un mondo virtuale mera virtuale. Quindi che tocca ma io non parliamo più di e tu, io che bisogna che ognuno metta la parte sua e che torniamo alla identità nostra. Da chi tu pensa, una volta che tu hai un'identità, sono un fondamento culturale, da un fondamento da cui vi potete costruire nessuno, non te lo chiedete. Non è che devi fare il vostro rosario solo, potete fare altra lingua, potete fare di altra cultura, e potete fare gemellaggio con altra cultura, però se non hai una base, secondo me, un'identità. Da poi va a tenere un'altra cosa, che purtroppo siamo governati, a livello nazionale, da politico, di un'ignoranza spaventosa. Io rimpiango la vecchia democrazia cristiana da questo punto di vista. Tu e lei Andreotti, era uno che scriveva biografie, Fanfani dipingeva, Berlinguer colto, così che fossi due noi che una cosa, chi cacchiocca lo invitaia ai nottieri come giurato il suo premio di Ottieri. Sì, c'è la politica, sì. Eccetera. Il suo premio proprio di Ottieri. Cosa conosciano sul valore di questa cultura. So de gomo. E te conoscene. Vabbè, tocca poi, all'inizio che figurino, su una radio ad esempio. Bisogna si batte quello può ottenere una radio, in UE si fa che programma culturale. A che adesso a livello locale sono. E da poi una televisione da locale, cioè un giornale locale che vede solo cultura. Sì, solo cultura. Solo cultura. Che lo chiamisce le altre cose. Sì, solo cultura.
Va bene, dai, siamo arrivati a fine, mi ha fatto piacere questa riunione che abbiamo fatto con William. Io ti ringrazio. È una vedenia meta, lo fai conoscere in questa veste. Questa meta magari lo conosciamo come te, poi scrive poesia, invece se devi trovare arriva a pizzo meta personaggio di Urso. Su molto da cittadella. Molto da cittadella. E noi continuiamo, non lo arrendiamo mai, continuiamo a seminare cultura e diamo appuntamento a un'altra personaggio di Ossi e a un'altra via. Addio a tutti. Grazie.